Molto bene, beh, non ho scelto Davide Piroli a caso stasera perché rientri da un periodo difficile, rientri bene, stavo dicendo ottimo minutaggio, ci vorrebbe anche il gol, è arrivato anche quello, Guadagno porta a casa questo importantissimo derby, sono 3 punti molto importanti dopo l'inopinata eliminazione in Coppa, è stato comunque un Guadagno che ha saputo gestire e non è stato facile all'inizio. Sì, come hai detto te, diciamo che sabato abbiamo perso una grande possibilità, diciamo anche un po' sfortunatamente perché è un periodo che non ci gira praticamente niente e essere eliminati così all'ultimo, avendo vinto l'A, ci ha un po' lasciato le mani in bocca, però diciamo che oggi era importantissimo vincere perché siamo comunque in una situazione un po' difficile, stiamo lavorando bene e era fondamentale la vittoria e siamo riusciti. E per quanto riguarda me, sì, ho avuto un momento un po' così, però ecco, adesso sono ripresa da quando è arrivato Luca, mi ha dato dei consigli, mi ha detto stai tranquillo che ti aspetto, adesso mi sento meglio e so che posso dare il mio contributo. Beh, Luca Chiarella ha fatto bene ad aspettarti, stasera ottima prestazione, e poi è arrivata anche la rete, la ciliegina sulla torta, a 7 secondi ce l'ha messa Rubio, però è stata una bella prestazione corale, Valdagno ha dato dimostrazione che è saputo, soprattutto, correggimi se sbaglio, dicevamo prima con Mattia, è rientrato subito, è riuscito a rientrare subito in partita su quell'1-0. Sì, 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 diciamo che la partita si era incanalata un po' anche stasera con episodi, abbiamo attaccato praticamente 10 minuti senza fare gol, loro con un tiro, una deviazione che ultimamente non se ne va bene una, hanno fatto gol e da lì si è un po', dopo siamo riusciti a pareggiarla e a portarla a casa, che insomma era fondamentale per noi, anche perché siamo convinti che abbiamo comunque partite adesso importanti, possiamo fare veramente bene, sta solo a noi trovare la giusta grinta, fame, voglia che quello fa la differenza. Molto bene, grazie Davide, grazie per la prestazione in generale, ma anche grazie per tutto il lavoro che fai con tutti i nostri ragazzi delle giovanili, chissà che vengano su anche loro.